Ieri sera un documento dove tantissimi sindaci della provincia di Agrigento chiedete immediati screening per la popolazione scolastica. Cosa succederà? Ecco, in tempi brevi, insomma, c'è un po' di confusione e di preoccupazione anche per l'apertura delle scuole. Come vi comporterete voi? Sì, stiamo assistendo a vari livelli, secondo me, ma non solo secondo me, secondo i sindaci, ad una risposta al momento non efficace da parte dell'ASP. Quindi è necessaria un'attività di screening, è fondamentale per evitare problemi nelle prossime settimane, quindi basterebbe una programmata attività di screening per evitare problemi futuri. Qualora ciò non dovesse avvenire, i sindaci siamo pronti a firmare delle ordinanze di chiusura per la scuola. Peraltro proprio ieri dall'ASP abbiamo ricevuto un'altra lettera che ha dell'incredibile. Sostanzialmente ci comunicano che non sono in grado di fare la raccolta dei rifiuti presso soggetti contagiati, adesso ce ne dovremmo occupare noi comuni. Quindi non riesco a comprendere questo atteggiamento da parte dell'ASP e quindi secondo me è necessaria una riprogrammazione a 360 gradi. Un aggravio di costi anche, no? Ma il problema non sono tanto, sicuramente è un problema anche di costi, ma il problema non sono i costi, il problema è l'organizzazione. Non si può chiedere a un comune dall'oggi al domani di avviare delle attività per singolo comune quando l'ASP fino adesso ha organizzato un servizio unico per l'intera provincia. È una questione di metodo, più che di risorse finanziarie, il problema è proprio il metodo, è proprio la mancanza di programmazione.